che hanno utilizzato, che abbiamo utilizzato senza in realtà darvi una vera voce per dimostrare che chi governa sgoverna. Guardi, se ci danno ancora visibilità ci utilizzino pure, l'importante è che venga fuori la verità della nostra iniziativa politica. Il senso... Lei l'ha vista Danno Zero? Sai che l'ho vista. Danno Zero, l'ha vista? L'ho vista in diretta. È soddisfatto del... No, l'hanno presentata in modo parziale, anche perché hanno registrato, mi risulta, per oltre un quarto d'ora. Allora è d'accordo con me. Sì, che è stata presentata... Che vi hanno fatto fare una figura... No, l'hanno presentata in modo parziale, inadeguato, però hanno dato conto, hanno fatto vedere che c'era una manifestazione di alcune centinaia di persone a Vicenza con le bandiere di Veneto Stato a sostenere, a dare solidarietà ai vicentini, a protestare, perché per esempio già il giorno prima in Commissione Bilancio la Lega ha votato contro la sospensione delle tasse per un anno agli alluvionati, alle aziende e ai cittadini che hanno subito i danni all'alluvione. Queste sono cose che vanno dette, vanno fatte conoscere alla gente, perché la gente capisca che la Lega in Veneto non ha il comando politico della situazione, è costretta sempre a chiedere e a rincorrere. A me dispiace, ma la verità non fa paura. Io sono orgoglioso di rappresentare questo movimento che sta raccogliendo grandi consensi, che evidentemente si presenta per dare concretezza a una prospettiva politica che altrimenti è azzoppata. Ma lei ha visto l'altro giorno la Marcegaglia dire che la Marcegaglia, la Presidente della Confindustria italiana, dire bisogna dare concretezza immediata, non rinviare al 2011, 12, 13, come dice Bossi e qualche altro suo l'attuazione del federalismo. Ha detto bisogna farlo subito, le regioni che possono, Veneto e Lombardia, lo facciano subito. E il ministro Calderoli, che doveva sposare subito questa tesi, è intervenuto dicendo no, federalismo si fa omologato. Corriere Veneto tutte dice le regioni federalismo insieme. Piano Veneto. Sì, bozza dei saggi che lei conosce per anticipare i decreti del governo. Sì, ma dopo l'appello industriali, Zaia avanti subito, si lavora a due ipotesi. Scusi Fioravanzi, la dichiarazione, l'ha sentita la dichiarazione di Calderoli? Calderoli è il ministro di questa Repubblica. Zaia è il Presidente del Veneto, non Calderoli. Ma Calderoli e Bossi che decidono, Zaia, poveretto, bravo ragazzo, non decide assolutamente nulla. Il fatto è che purtroppo non decide nulla ed è quello che noi vorremmo realizzare, portare il comando politico della situazione nel nostro territorio. Antonini, che è ma lei non è scandalizzato, mi perdoni se la incalzo. Ma scusi, Calderoli che dice il federalismo è per tutti, Molise compreso, che non è attrezzato, non lo sarà neanche nel 2024, non nel 2014, piuttosto che farlo per chi è in grado di farlo. Non si parlava un tempo di federalismo a simmetria variabile. Qui si cita una precedente testata che diceva federalismo Assegno in Lombardia avanti da soli. Zaia aggiunge: se il federalismo naufragherà sarà colpa di chi ha minato il governo. Antonini, docente universitario proprio qui a Treviso alla facoltà di giurisprudenza, c'è una proposta innovativa e segreta che accorcerà i tempi. Ma io credo che chi ha la responsabilità politica, ai noi ce l'ha Calderoli e Bossi, non ce l'ha la Lega nel Veneto, ha detto in modo chiaro, non equivoco, che la Marcegaglia non può essere ascoltata. La Marcegaglia diceva, ripetiamolo, è necessario, data anche l'emergenza, che le regioni che sono in grado, faceva riferimento alla Lombardia, intendendo anche Veneto e Piemonte, diano attuazione immediata al federalismo, quella robetta che chiamano federalismo, in realtà è una regolazione dei costi standard della spesa pubblica, è una cosa molto più banale. Comunque quella cosa sia attuata immediatamente con quelle regioni che sono in grado di farli. Il ministro Calderoli viene a dire no, assolutamente, tutte le regioni insieme o nulla. Questo è un centralismo, è un tornare indietro che fa paura. Ecco perché nasce Veneto Stato e trova consenso presso gli imprenditori, presso la cittadinanza, crescente tutti i giorni. Io anche sono preoccupato, dicevo al mio segretario Lodovico Pizzatti, guarda che stiamo crescendo troppo in fretta, nel giro di 2 mesi avere qualche migliaio di iscritti è una cosa che mi impressiona, mi fa paura. Dico, prima o dopo ci mettono dentro qualche pagliaccio che fa qualche scelta che ci rende ridicoli, che ci rende non credibili. La nostra è credibilità e concretezza su un obiettivo che, ripeto, è necessario in uno stato di fallimento totale dell'Italia. Infatti il nostro slogan è basta Italia. Almeno un titolo prima della pausa.